Buonasera amici ascoltatori, quest'oggi siamo qui con l'associazione Malac, rappresentata da Angela Barigelli, giusto? Buonasera. Buonasera. Sì. E parleremo di danza del ventre. Anche in questa disciplina, diciamo, viene fatta in maniera amatoriale, no? Mi diceva. Sì. E di cosa si occupa principalmente la sua accademia? Allora, la nostra associazione si cura appunto dell'aspetto tecnico della danza del ventre, per cui anche per quello che sono i vari tipi di stili della danza del ventre. La danza si ramifica in molti settori e generalmente noi conosciamo una piccola parte di questa fetta di grande torta. E quello che a noi teniamo in maniera particolare è anche quello che è l'aspetto più olistico della danza del ventre, per cui la parte più sacra, e abbiamo creato questo corso che si chiama Danza della Donna Dea. Le varie tipologie di corsi ovviamente appartengono a un mondo diverso, per cui partendo da chi vuole iniziare, per cui corsi base, fino a diventare un corso molto impegnativo, per cui una formazione per insegnanti, per diventare futuri insegnanti. La sua associazione ha un nome un po' particolare per i profani, no? Sì. Si chiama Malac. Esatto, Cosa sì. ha un significato particolare? Allora, Malac, la scelta è stata dal nome aramaico, per cui ho scelto questo nome, che significa angelo o angela. In questo caso io volevo battezzare questa associazione con il mio nome e in un secondo tempo ho scoperto che il nome in arabo ha lo stesso significato, pronunciato Malak o Melek, però ha lo stesso significato, ed è proprio quello che noi vogliamo dire nella nostra danza del ventre. È un volo per le donne, è un punto di partenza per cominciare a volare proprio, anche se sembra strano parlare di danza del ventre e dire queste cose, in realtà proprio è una sorta di grande volo. E diciamo che la danza del ventre ha origini molto antiche, molto no? Antiche, esatto. E, diciamo, da dove parte la danza del ventre e quali sono le sue origini? Allora sì, le origini, c'è l'aspetto più conosciuto e quello ancora sulla quale si ipotizza, no? Per cui magari ci fermiamo intanto su quello conosciuto. La danza del ventre era una danza per la quale veniva svolto un rituale nei confronti della madre terra, cioè l'aspetto della terra era venerato e ogni aspetto per cui nascita, vita, morte venivano venerati attraverso questi rituali che erano una sorta di preghiera. Queste danze erano danzate in maniera primaria dalle donne sacerdotesse, per cui avevano un ruolo molto importante le donne. Venivano proprio paragonate all'aspetto della terra, cioè la terra come capacità di creare, la donna come capacità di creare, per cui erano considerate entrambe una divinità, per cui sia la terra che la donna. Quasi filosofica anche. Sì, esatto, era molto lontana poi sì, purtroppo da quello che è adesso la danza, anche se ha avuto sviluppi molto, molto belli ovviamente anche la danza. Comunque ballare è spesso consigliato come attività fisica, no? Esatto. Che benefici porta questo tipo di danza? Perché poi ogni ballo, ogni danza, diciamo, ha delle caratteristiche diverse. Particolari. Allora, questa è una danza appunto che lavora su due piani, anche se poi si compenetrano. C'è l'aspetto fisico e l'aspetto emozionale, emotivo. Per quanto riguarda l'aspetto fisico, noi abbiamo la prima esigenza in assoluto è quella di respirare profondamente. Certo, si dice noi sappiamo respirare, non è proprio così. La nostra respirazione è molto superficiale, proprio come occidentali, abbiamo la fretta, abbiamo questo ritmo di vita che ci porta a un'ossigenazione sbagliata, errata. La danza senza il respiro non può esistere. Ogni piccolo movimento che si impara da subito viene associato a respirazioni molto profonde che accompagnano il movimento. Questa respirazione ovviamente porta a un'ossigenazione maggiore, per cui anche la circolazione ne va a beneficio. È una danza a basso impatto fisico, per cui al di là del fatto che tante tipologie di donne possono avvicinarsi, c'è proprio il beneficio che questa danza dà all'aspetto cardiovascolare, per quanto riguarda anche l'apparato digerente e senza nulla togliere anche ai nostri organi genitali, che sono ovviamente molto abbandonati proprio dalla nostra cultura. Per cui questo è un lavoro fisico molto molto importante come base, e attraverso questo lavoro muscolare che noi andiamo a fare diventa proprio un vero e proprio massaggio interno.
La nostra danza si differenzia da molte altre danze proprio per la capacità di isolare il corpo, e questa capacità di isolare significa lavorare molto con ogni singolo muscolo. Viene chiamato, contratto, rilassato continuamente, e questo lavoro porta dei benefici anche a livello emotivo, in quanto poi lavoriamo sui punti energetici del corpo. E le donne, diciamo, quali motivi adducono, diciamo, nell'avvicinarsi a questo tipo di danza? Sì, ce ne Cioè, sono si avvicinano per tanti. quali motivi? Esatto, Hanno sì. problemi, cioè motivi psicologici, motivi solo di attività fisica? Ci sono Parecchi tipi di motivi. Allora, uno è questo, cioè visto che la danza ha questa capacità di poter essere frequentata da tutte, avvicina anche quelle che sono le persone che hanno dei problemi che possono essere fisici, mandate spesso anche da medici, per cui ora i medici conoscono questa danza a differenza di anni fa. Ed è anche vero che questa danza può avere due ramificazioni diverse: una è una danza terapeutica e una può essere devastante, in quanto dobbiamo ovviamente creare una postura di base ottimale. Questo ovviamente dipende da chi segue le allieve. Allora, partendo da questo presupposto che la danza sia lavorata nella maniera giusta, sia coltivata nella maniera giusta, ecco che può veramente dare beneficio anche a donne che hanno problemi grandi, come possono essere ernia al disco, scoliosi, eccetera, e utilizzare la danza per uno strumento che ha sempre dato piacere alla donna, no? Di poter avvicinarsi ad uno sport coinvolgendo tutte le parti del corpo. Questo è un settore molto grande di donne, arrivano con questa esigenza. Poi c'è la curiosità, chiaramente si vede la danza, si viene attratte da questa danza, e infine l'aspetto forse più amato da me, queste donne che cercano di ritrovare la propria dimensione femminile e vedono in questa gestualità della danza qualcosa che richiama una risposta interna, una forse risposta allora. interiore, esatto, un richiamo vero e proprio. Bene, interrompiamo un momento questo interessante discorso della danza del ventre, che molti magari sospettano sia solo una danza, ma si vede che dietro c'è molto altro, per presentare un servizio di Gianni Maldera su una partita di calcio giocata tra Real Sella e Portogruaro. 2-0 il finale in una partita dominata dalla squadra di casa. Amici sportivi, buonasera, siamo a Rivignano e si è appena conclusa la partita valevole per la nona del campionato terza categoria Girone E, Lega Calcio Friuli Collinare. Risultato finale: il Real Sella ha battuto la CIP Portogruaro 2-0. Sentiamo l'opinione e il disappunto appunto del presidente della CIP Portogruaro, Cosimo De Grosso. La partita il primo tempo abbiamo giocato anche bene, il secondo tempo poi abbiamo avuto qualche piccola sfortuna, la squadra ha calato di tono e abbiamo preso il primo gol. Il primo gol un po' fortunoso e poi alla fine abbiamo cercato di pareggiare, però abbiamo beccato il secondo gol e pertanto la partita, direi che la sconfitta l'abbiamo anche meritata, un po' anche per il nostro calo atletico nel secondo tempo. Molto bene, c'è stato il pericolo della nebbia, poi è stato superato, grazie, il campo è stato abbastanza agevole. Guardando un attimino la vostra classifica, siete in linea con i programmi di inizio stagione oppure siete leggermente attardati? Siamo leggermente attardati, in quanto noi siamo partiti con un discorso diverso, di arrivare nei primi tre. In realtà purtroppo abbiamo avuto degli grossi infortuni e pertanto ci dobbiamo accontentare anche di queste sfortune, in quanto il calcio è fatto e sarà sempre così. Il prossimo impegno vi vedrà impegnati, penso, contro il Tisana. Vi presenterete al completo come organico, qualche defezione? No, ci si presenta un organico in quanto abbiamo intenzione con il nostro organico completo, che sono rientrate 2 persone, di andare anche a vincere alla Tisana, ascendente. In bocca al lupo, Presidente. Grazie. Siamo con Maurizio Vello, il preparatore atletico del CIP Portogruaro. Innanzitutto complimenti perché i ragazzi, tra virgolette, hanno ottenuto, nonostante l'umidità e il tempo un pochettino avverso. Sì, sono abbastanza soddisfatto della prestazione fisica, del risultato non tanto, però avevamo di fronte una gran bella squadra e onore al merito. Cosa vi è mancato? Cosa è mancato secondo la sua opinione per poter perlomeno uscire imbattuti? Un po' di più continuità nell'azione, visto che tecnicamente sicuramente eravamo inferiori, un po' di grinta in più, un po' di aggressività in più ci è mancata, diciamo, nel secondo tempo, e quindi loro meritatamente hanno fatto gol e hanno vinto.
Le faccio la stessa domanda che ho fatto poc'anzi al suo presidente. Per quanto riguarda la classifica, siete in linea con i programmi di inizio stagione o leggermente attardati? No, diciamo che siamo in linea, forse mi aspettavo qualche punto in più, però sostanzialmente siamo in linea con i programmi. Una domanda che esula un pochettino dal calcio giocato, con questa umidità, questo tempo sempre abbastanza pesante per quanto riguarda appunto la nebbia e quant'altro, che pericoli corrono i ragazzi a questa età a giocare? Nessun pericolo, se sono ben preparati, ben allenati non c'è nessun pericolo. Quindi possiamo invitare i ragazzi, tra virgolette, ad avvicinarsi al gioco del calcio categoria amatori? Sicuramente sì, fa bene a tutti quanti, anche a chi ha più di 40 anni sicuramente. Grazie per l'invito. Grazie a voi. Eccoci rientrati in studio. Angela, per una danzatrice come te, qual è il significato, diciamo, di femminilità? Allora, guarda, ti posso dare una risposta ancora più vasta. Questa fu una domanda che mi venne rivolta dalla mia insegnante all'epoca, quando ero ancora un'allieva, ed è una domanda che noi abbiamo rivolto anche alle nostre allieve della scuola. E la cosa bella è stata questa: ognuno ha un suo modo di esprimersi, per cui c'è chi colora questa esperienza e chi magari la restringe con parole più nette e coincise. Quello che è stato il succo, però, quello che noi tutte abbiamo detto, è il trovare proprio la propria dimensione interiore, la propria bellezza interiore. La bellezza interiore che non è quello che poi le persone si aspettano da fuori. Una donna non è lineare, una donna è ciclica, per cui ha bisogno di riconoscere questi suoi aspetti diversi. Ci sono momenti bui e momenti gioiosi, ci sono aspetti del carattere che ci piacciono e non ci piacciono. Una volta che noi riusciamo a ritrovare questa dimensione, chiaramente nasce la gioia di accettarsi. Sì, quindi identificarsi e valorizzarsi. Esatto, e valorizzare quello che si è, perché la cosa bella è proprio accettazione di se stesse e riuscire a cogliere la cosa bella che noi abbiamo dentro, che tutte le donne hanno. La danza del ventre è anche un insieme di gesti, no? Di sguardi, movimenti, è anche un modo di comunicare da un certo punto di vista, no? Ma in effetti è proprio questo che collega la femminilità. Una donna che ama se stessa riesce anche a portare attraverso il movimento fisico una certa espressività. Può essere anche che una danza sia triste, non è detto che sempre debba essere gioiosa, però la danzatrice riesce a trasmettere la propria emozione, perché questo diventa la massima espansione di una danzatrice. Poi ci sono gesti che riguardano determinate danze che hanno delle simbologie particolari, per cui c'è l'aspetto teatrale, diciamo così, della danza, e c'è invece l'aspetto che viene coltivato come una cosa, non dico obbligata, ma insomma un po' che rientra in quello che è la danza. Una cosa a bruciapelo, visto che il tempo stringe, come risponde il pubblico alle vostre esibizioni? Ecco, è la cosa molto bella, in quanto noi prepariamo le persone a questo, cioè c'è la tecnica, è vero, si insegna molto la tecnica, però si impara proprio a raccontare se stesse. Il pubblico viene coinvolto, molto spesso si emoziona e per noi questo è una cosa bellissima, si sente catturato, questo è proprio quello che loro dicono, è come se loro danzassero assieme a noi. Bene, ci sarebbero ancora molte domande da porre per quanto riguarda questo tipo di danza, però purtroppo il tempo stringe, siamo costretti a salutare e dare spazio ai nostri inserzionisti.